Aggiornamento a caldo sul mercato del Napoli. Prima di tuffarci nei dettagli, non dimenticate di mettere mi piace e di abbonarvi per rimanere aggiornati sulle trattative più interessanti. Il Napoli è ancora alla ricerca di un difensore per rinforzare la difesa dopo l'inaspettato no di Danilo, che ha scelto di tornare in Brasile. Tra le opzioni prese in considerazione c'è Marin Pongracic della Fiorentina, ma la trattativa sta incontrando notevoli ostacoli. Secondo quanto riportato da areanapoli.it, il difensore croato è stato proposto al direttore sportivo Giovanni Manna attraverso il suo agente Fali Ramadani, nome influente che ha già portato avanti importanti trattative per il Napoli, tra cui l'arrivo di Antonio Conte. Nonostante i dubbi sullo stato di forma di Pongracic, il Napoli ha fatto le prime indagini per valutare la possibilità di un trasferimento a costi ridotti, preferibilmente in prestito. La risposta della Fiorentina, però, è stata chiara ed esigente. Rocco Commisso, presidente dei Viola, non è disposto a cedere il giocatore in prestito. Il club toscano chiede una cessione a titolo definitivo per 15 milioni di euro. La stessa cifra che ha recentemente investito per ingaggiare Pongracic da Lecce. Questo atteggiamento rende difficile l'operazione, in quanto il Napoli è alla ricerca di alternative finanziariamente più valide. Inoltre, gli azzurri hanno valutato altre opzioni sul mercato, tra cui Pablo Mari, attualmente al Monza e obiettivo anche della Fiorentina. Con l'urgenza di rinforzare la difesa, il Napoli cederà alle richieste della Fiorentina o cercherà altre soluzioni. Fateci sapere cosa ne pensate e restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti esclusivi.